Don Luca Pecorella. Don Luca Pecorella, a Tampatirla, in coppa a cinquantina, niente possede e niente potere. Ha detto sempre o munna e una rutella, a volte gira e torna allo stesso pizzo. A vita è un capriccio, è un perrizzo. Che tu ti priva, che ti priva a fare? A stipe e poco te, non li ha lasciati. Perciò Don Luca campa allegramente, non gioca, perché o gioca, dice innocentemente ti porta alla miseria a poco, e quando è dopo che hai goduto? Niente, a femmina. Per lui la donna è mobile, come si dice, è quella piuma al vento che si la vena a geni corre a 12 sparate all'asso nobile. Soltanto vino non so fa mancare. Non è che Don Luca fosse un bevitore, un sammuchella proprio eccezionale. Le piace che luttando, Don Luca dice, che gli presenta il mondo al naturale, che ti fa chiacchierare senza coscienza, senza arte e convenienza. Perché sto Luca quando non sta in sé, mo sfutta a chista, mo passa a kill, nessuno te ne pere, vuol dire chi ha da mettere in croce pure a Dio. Non pare no, ma pare un guaglione. Chi lo sa, fa vedere che non capisce, ci ride o compatisce, ma il voto qualcuno si risente, non state in da pazzia o mette a posto, risponde malamente. Allora Luca ammoccia, se sta zitto, indifferentemente sa spalomma, fila dritta dicendo sottovoce a qualcuno, mo succedeva un guaglio, ma non appena vota la coppa vica all'azzino pernacchio. A casa, sempre storica la moglie, Gesù che sciorta nera, ma chi mi dà mannato, schiuvazione, si chi sta a busca, maronna mia che scansa tutto quanto che la cavuota tonga, pure la vista. Ma un Luca le risponde, oh te ignorante, io sono un umorista. E a così fui che sabato passate, in da cantina e Peppa Mussattone, Don Luca per miracolo scansai in un brutto paliatone, avette a di cuttori mandarine, dicette, ai tu, mi di che differenza passa fra te e o vuoi sotto traina? E che ne sai, rispondette tu. E ho Luca la ricetta, tu di chi? Fra te e il bue ci sta grande attinenza, e il conto torna. Se o povero animale cade e si spezza il corno, sei inguaiato, per tutta la vita. Ma se ti spiezza tu compagna mia, mogliere te mette nata volta. A questo succedette lì e Dio, t'ora mettette mano a una sfarziglia, Don Luca per miracolo fuiette, venette serra o parapiglia, ma sotto la porta t'ora le dicette, non te va che truanna, carugnù, ma se ti trova tiene a preparato un rotticciullo in coppa di pallarina, una palla a mocca e una tinto gustata, questo t'ho dice t'ora mandarina. Gesù, dice la gente, mamma mia, che avete fatto a lui, Gesù e Maria, cuttore mandarine, beneditte, ma come va spicciato? Don Luca rimanette proprio male, non vi s'accedita che la sera non trovai più pace. Per la strada camminava preoccupata, a casa non ci stava un minuto per non si fa trovare. E notte dinto sonno si scetava, chiagnenne e poi alluccava, Madonna, mamma santa, ma cogliuto, una palla ambiente, e una trinderina, corrita, è stata d'ore mandarine. A porta tuzzoliava, chi sta in appuntamento? Pensavo a Luca, e nudi chiaramente. Non si beveva più uno di te vino, per sta sempre scetata all'occasione, pure con tutte queste la mattina, proprio sotto il portone, due guaglioncelli, figli e buona mamma, la menano un tracco e mese e gamma, fui tanto forte o schiante che la vettera portai in da farmacia per darle un calmante. A casa, che la povera moglie non lo sapeva più che aveva fa. Ma ci parli, dicette, se ha da fare qualcosa, tu facesse, se decidesse, fatte trovare, che aspetta, schiuazione, che mora appresso a te palpitazione. Ma il povero Don Luca non sapeva nemmeno più rispondere. Diceva, Madonna mia, potevi immaginare per una pazzia, e non mangiavi più, non ragionava. Vi giuro che Don Luca Pecorella nemmeno in da un mese, poverella, era ridotto come una mucilla. Ma una mattina scetta al banno giorno, dicette, simma voi, mogliera mia, stonga a attorno, state senza pensiero. E s'abbaciai, e 4, e 5, quasi mezzanotte, e Don Luca non tornava. A casa viene gente che aspettava qualche notizia e a confortare la moglie. A porta. Finalmente Don Luca torna, ma stava combinato di che maniera, la faccia bianca, bianca come macera, tutta stracciata, tutta ammatondata. Si manteneva allerta proprio a stienda, ma l'occhio la redevano, pareva soddisfatta. E quando la gente attorno a dimmannaia, allora, che avete fatto? Silenzio, rispondette senza fiato. Tanta già fatta che l'ha già trovata. Mogliera mia, mi sono liberata. Per grazia della Madonna ha già buscato.